Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario l'allerta meteo, la protezione civile del Comune di Venezia comunica che il centro funzionale decentrato della Regione Veneto ha emesso un'allerta per vento forte previsto lungo la costa e la pianura limitrofa dalle ore 10 alle ore 24 di domani, martedì 16 aprile. Le temperature diurne saranno prevalentemente in calo. Si raccomanda di adottare i comportamenti e le precauzioni previste dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale visibili al sito della Protezione Civile. Parliamo di sanità. Il 19 aprile prenderà servizio un nuovo medico di medicina generale nel territorio di Cavallino Treporti. È il dottor Giuseppe Lapira che svolgerà attività in un ambulatorio di Piazza Santissima Trinità 10 a Treporti. Sarà il sesto medico di famiglia ad assistere i cittadini della località. Chi vuole essere assistito dal nuovo medico deve comunicarlo all'azienda sanitaria ULS 4 utilizzando una delle seguenti modalità: collegandosi dal computer, non da telefonino o tablet, al sito www.sanitachilometro0fascicolo.it, inviando la richiesta di cambio o scelta del medico tramite mail ad uno degli indirizzi dell'anagrafe sanitaria riportati nel sito dell'ULS 4, sezione strutture, poi distretto, rivolgendosi di persona agli sportelli in anagrafe sanitaria nelle sedi distrettuali previa prenotazione, mediante la piattaforma My Prenota che si trova nella sezione servizi online del sito internet ULS 4. Apriamo la pagina della cultura. La Biennale Arte 2024 arriva a Forte Marghera. Questa mattina è stata inaugurata a Mestre, negli spazi della polveriera austriaca, l'installazione di 10 opere in ceramica dell'artista italiana Nedda Guidi. Le opere rientrano in uno dei due progetti speciali presenti in concorso nella 60ª Esposizione Internazionale d'Arte dal titolo Stranieri ovunque, Foreigners Everywhere, a cura di Adriano Pedrose, prodotta dalla Biennale di Venezia. L'obiettivo dell'installazione è quello di esporre opere in ceramica che uniscono la figura dell'esperto artigiano col genio dell'arte in un'ottica di ceramica contemporanea. Particolare attenzione è stata posta nella scelta di esporre alcune opere a Forte Marghera, ricordando quanto l'edificazione di tale fortificazione militare, realizzata, come detto dagli austriaci, si trovi al confine tra acqua e terra in un luogo strategico del territorio veneziano. E voltiamo pagina. Si è svolta a Caloredan la terza edizione del torneo della disputa del dire e contraddire. Al torneo ha preso parte il vicepresidente del Consiglio Comunale con delega all'Avvocatura Civica, che ha coinvolto l'Ordine degli Avvocati di Venezia, con gli studenti dei licei Marco Polo e Foscarini, che hanno gareggiato nella sala consiliare con l'arma della parola, contro il team dell'Ordine di Verona, che si è aggiudicato la sfida. Di fronte alla giuria formata da avvocati, ogni squadra si è presentata con i propri avvocati allenatori. L'obiettivo del torneo è quello di fornire ai giovani le tecniche per saper argomentare e controargomentare in maniera efficace ed efficiente, permettendo di acquisire la padronanza del saper dire e contraddire mediante un discorso efficace. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.